Gentili amici e amiche da Visione all'Ascolto, un cordiale buon pomeriggio dalla sede operativa di Zoppola, partita dunque questa linea diretta per parlare di un importante luogo del Friuli Venezia Giulia, ubicato a pochi passi dalla città ducale, cioè da Cividale. Siamo in attesa di perfezionare anche il collegamento audio-video con Moimaco per conoscere bene il progetto di oggi. Parliamo di Villa de Claricini. Villa de Claricini, magari pochi sanno, è una bellissima location, un bellissimo posto che si trova proprio alle porte di Cividale del Friuli, nel comune di Moimaco. E tra qualche istante avremo con noi in linea Aldino Cernoia, che è il responsabile, insomma, della fondazione che gestisce questa bella location alle porte di Cividale. Un pomeriggio un po' particolare per quanto riguarda la cronaca, noi innanzitutto in attesa di perfezionare il collegamento audio-video, eravamo proprio pochi secondi fa online, ovviamente c'è stato un problema, è caduta, come si dice, la linea, ma il bello della diretta è anche questo. Allora vi andiamo a dare un aggiornamento per quanto riguarda la cronaca, proprio in tempo reale, ma dove pazienza ci siamo, proprio in tempo reale, per dire che questa mattina è stato fermato un rumeno alle porte di Trieste, per la precisione, durante un normale controllo da parte dei carabinieri di Villa Opicina, prima che varcasse il confine a Fernetti, che l'ha portato in carcere. Ai militari l'uomo è apparso subito nervoso e la conferma del suo stato d'animo l'ha si avuta al termine del controllo. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, era componente di una banda poi sgominata e taglieggiava i connazionali che, giunti in Italia, erano in cerca di un posto di lavoro e di una sistemazione o per ottenere documenti in regola. Per lui si sono aperte le porte del carcere del Coroneo e passerà, come si dice, un breve periodo di soggiorno nelle patrie galere italiane. Lo vedo già in onda, eccolo qua. Buon pomeriggio, Dino. Buon pomeriggio a voi tutti, Allora io, ascoltatori, spettatori. ecco, in attesa di perfezionare il collegamento, avevo innanzitutto dato una notizia di cronaca, no? Sì, sì, Ma ho poi ho visto, ho spiegato sentito. subito, ecco, ho spiegato subito, insomma, che oggi parleremo di cultura e ci siamo spostati proprio alle porte di Cividale del Friuli in questa splendida location. Allora ti passo subito la parola per raccontarci un po' che cos'è questa villa e soprattutto le iniziative che ogni anno fate per rilanciare il territorio. Grazie intanto a voi tutti. E vi voglio raccontare brevemente una lunga storia, una storia che già inizia nel 1200, quando la famiglia De Claricini Dorpacher nobili venivano da Bologna e si insediarono a Cividale del Friuli. Vissero dal 1200 fino al 1968 in Cividale del Friuli, a Padova e a Roma. Era una famiglia nobile, come tutte le famiglie nobili, avevano degli interessi non soltanto economici, ma avevano anche degli interessi culturali. Tant'è che la famiglia De Claricini Dorpacher erano degli studiosi, per esempio, di Dante. La più grande biblioteca di Dante è stata costituita da loro a Padova e ora si trova alla Biblioteca Storica di Padova. Ma e poi dopo, alla fine della loro, come dire, della loro famiglia, nel 1968 l'ultima discendente, la Giuditta De Claricini Dornpacher, alla sua morte volle costituire una fondazione con tutti i loro beni. La fondazione si chiama Fondazione De Claricini Dorpacher e ha sede a Bottenico di Moimacco, perché lì avevano dei possedimenti, una villa e un compendio architettonico e storico veramente di grande interesse. Nel 1971 nasce questa fondazione con lo scopo proprio di essere un punto centrale per quanto riguarda lo sviluppo della cultura sul nostro territorio. Questo è lo scopo di questa fondazione. Una fondazione che nasce con tutti i loro beni, come ho detto, che sono una villa del Seicento, dei parchi, dei giardini e anche un'azienda agricola che è il vero motore economico di questa fondazione. Un'azienda agricola di circa 200 ettari che è vocato alla produzione di cereali biologici
e alla viticoltura. Ho detto che questo... Ecco, se permetti, tu ieri, per la precisione, mi hai mandato un video di presentazione della splendida cornice della villa, e se vuoi, prima di continuare nel tuo racconto, lo lanciamo per far conoscere ancora meglio e gustare, tra parentesi, a livello mediatico, un po' un assaggio, un aperitivo culturale e non solo di quello che è la villa di cui stiamo parlando. Benissimo, questo video è stato realizzato proprio per i 50 anni della fondazione. Bene, allora io adesso lancio il video e poi torniamo di nuovo con te. Grazie. Ecco, questo è lo splendido video che racconta, no? A volte le parole e le immagini mixate insieme in un paio di minuti portano direttamente, no? Appassionati e non, quelli che sono secoli e secoli di storia. Esattamente, spero che questo video, che è stato creato per i 50 anni della fondazione, che nel prossimo anno e del 2021 ci saranno queste celebrazioni, ma credo che questo video vi dia uno spaccato veramente dell'alto valore che ha questa fondazione sul nostro territorio cividalese. E per riprendere il filo del discorso, il prossimo anno, festeggiando questi 50 anni, abbiamo voluto fare qualcosa di particolarmente eccezionale, ovvero abbiamo trovato il motivo perché queste celebrazioni avessero questo valore di alto profilo. E sono i 700 anni della morte di Dante. Qualcuno si chiederà, ma perché la Villa dei Claricini debba fare delle celebrazioni per dantesche? Ma il motivo c'è, perché nel 1466 la famiglia De Claricini, nella persona del conte Niccolò De Claricini, trascrisse questo codice De Claricini, che è il codice che trascrive la commedia, come si diceva a quell'epoca, che dopo è diventata la Divina Commedia. E questo codice è l'unico codice originato nella regione Friuli Venezia Giulia. Ce ne sono altri di codici importanti anche e che faranno parte di una grandissima mostra a settembre-ottobre del prossimo anno presso il Museo Archeologico Nazionale, dove la Fondazione organizza questo
questa mostra dei codici danteschi friulani. E questo è stato il motivo per cui il Ministero dei Beni Culturali ha approvato il progetto della Fondazione De Claricini per il prossimo anno, un progetto ambizioso, molto multidisciplinare, che consentirà di vedere dei codici originali danteschi, permetterà di vedere delle mostre, per esempio, di cartoline dantesche della fine dell'Ottocento, permetterà di vedere delle miniature medievali, permetterà di vedere 120 artisti che sono artisti che si sono ispirati in maniera originale al tema dantesco. Ci saranno poi spettacoli musicali e rappresentazioni proprio su Dante. Quindi un programma che inizierà il 25 di marzo con la prolusione di Don Alessio Geretti, che molti conoscono perché è il curatore delle mostre di Illeggio, certo. E quindi parleremo di Dante e della sua attualità. Quindi un anno intenso e un programma molto qualificato che offriremo al pubblico della nostra regione ed oltre. Questa è una cosa importante. Senti, per quanto riguarda invece questo 2020, chiaramente anche voi avete risentito, no? Immagino, di questa pandemia, sì, che purtroppo ha bloccato un po' il tutto, però immagino che un piano B, se non addirittura un piano C, sia già in cantiere, no? Sì, Omar. Nel 2019 abbiamo avuto 112 eventi con una presenza di quasi 10.000 persone, 9.948. Nel 2020 abbiamo comunque potuto svolgere 57 eventi per 5.400 persone. Abbiamo messo in moto meccanismi anche che utilizzano la multimedialità per superare tutti i problemi delle manifestazioni in presenza. Speriamo che il prossimo anno si possa riprendere il nostro modo di svolgere l'attività culturale in presenza, ma qualora non fosse possibile abbiamo anche messo in moto tutti i meccanismi che consentiranno al pubblico di godere delle nostre mostre, delle nostre attività anche online. E soprattutto permettimi, visto che il prossimo anno diciamo così, il protagonista sarà Dante, sarà una divina commedia come Dio comanda, nel senso che tutto il discorso, tutto il percorso della Divina Commedia sarà riproposto in maniera non solo virtuale per attirare ancora di più le persone, no? Come già sottolineato. Ma certamente, ma noi, la Fondazione si presenta con un mix di attività, ma che coinvolgono sia gli aspetti culturali, sia gli aspetti economici, sia gli aspetti turistici, sia gli aspetti, per esempio, enogastronomici, perché anche noi produciamo in questo settore dei beni che metteremo a disposizione anche del pubblico che verrà a Villa De Claricini o a Cividale del Friuli o a Udine o addirittura a Pordenone, dove noi trasferiremo 2 o 3 mostre su Dante in accordo con la casa Zanussi di Pordenone. E questa è una bella notizia che dai in anteprima ai nostri teleutenti che ci stanno guardando attraverso il web sui nostri canali. Senti, Villa De Claricini, abbiamo detto, non è solo cultura, ma è anche cultura friulana in un certo senso, perché comunque la fondazione è collegata anche a un discorso del vino, no? Visto che ci troviamo nei colli orientali, insomma, sei un po' l'epicentro, no? Una specie di capitale del rilancio dei colli orientali del Friuli. Sì, abbiamo avuto in eredità questa azienda agricola che è vocata quasi esclusivamente al biologico e quindi, come ho detto prima, produce cereali e quindi a filiera corta produciamo paste, spaghetti, farine, orzo, farro che mettiamo direttamente nel nostro negozio in vendita al pubblico. E abbiamo anche una lunga tradizione nella produzione vitivinicola che evidentemente è presente sul nostro territorio in una zona
del Friuli orientale, che sicuramente presenta dei prodotti di ottima qualità. Quindi vino rosso, vino bianco, una serie. E poi ci tengo a dirlo, noi abbiamo una clientela molto fidelizzata, quindi riusciamo, come dire, a intrattenere con la nostra clientela il rapporto quasi esclusivo di tutta la nostra produzione. Siamo poco presenti nei supermercati perché siamo presenti dai nostri clienti direttamente. Quindi chi vuole può anche così accedere al nostro sito, che ha messo in piedi tutto un meccanismo, come si dice oggi, di vendita online, per cui abbiamo anche questa fortuna di essere presenti in questo momento di pandemia, no, sui siti della nostra fondazione. Senti, Aldino, prima di concludere, ma la politica vi sta dando una mano, nel senso chi amministra, chi ha le mani in pasta con il discorso relativo a chi governa, ecco, differentemente dal colore, ma chi teoricamente voi suonate il campanello vi deve dare il contributo. In questo momento, onestamente, vi sta aiutando prima e post pandemia, oppure come sempre vengono a tagliare il nastro e poi chi si è visto si è visto? Ma della parte produttiva non ha avuto un grande supporto, diciamo così, da parte dei referenti politici o amministratori pubblici, perché abbiamo dovuto un po' arrangiarci da soli, compreso quello di dover così tenere in piedi tutto l'aspetto gestionale, che vuol dire anche i dipendenti, perché abbiamo anche dei dipendenti, quindi li abbiamo tenuti al lavoro in tutto questo anno, e questo è stato uno dei nostri sforzi maggiori. Dire il vero, tutti questi dipendenti non è che abbiamo avuto un grande aiuto in questo momento, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ma soprattutto quello che ti chiedo io, perché magari uno dice, vabbè, hai l'attività e via dicendo, ma quello che invece riguarda proprio la promozione, per quanto riguarda le iniziative che la Fondazione fa a livello culturale sul territorio, insomma, quando voi chiedete qualcosa, sì, vengono oppure vengono solo quando hanno bisogno di prendere voti, giusto per essere chiari? Ma a dire il vero bisogna parlare in modo, come dire, noi partecipiamo ai bandi, bandi cultura della regione, bandi turismo della regione e i vari bandi che per esempio la Fondazione Friuli emette, e quindi partecipiamo ai bandi e facciamo dei progetti che spesso e volentieri ci vengono riconosciuti, e quindi attraverso i bandi riusciamo anche a finanziare parte delle nostre attività. Però, come ho detto prima, il vero motore di questa fondazione è la parte economica che l'azienda riesce a produrre. Quindi diciamo che la domanda ha una risposta parziale. Dalla tua esperienza sei stato molto bravo a girare, come si dice, l'ostacolo, a saltarlo molto bene. Senti, per concludere, l'importante, io dico questo, che non sia bando libera tutti, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Adesso, a parte gli scherzi, quanto conta la tua esperienza, perché non è la prima volta che prendi in mano una situazione del genere, hai comunque come si dice, un background molto, molto importante, no? Alle spalle, come direbbe, come va molto di moda parlare termini inglesi, importante dire corretti, perché altrimenti si rischia anche di fare la figura, certo. No? Però quello che conta, la tua esperienza in questo momento così particolare, da 0 a 10, che posizione ha all'interno di una fondazione come Villa dei Clericini? Ma ha una buona posizione. Da 0 a 10 potrei dire che siamo quasi vicino al massimo, perché avere una carriera alle spalle di gestione di vari enti, sia pubblici che anche enti parapubblici, di attività imprenditoriali, di come dire, attività in Italia e all'estero, perché devo ricordarvi che sono stato anche a lavorare presso l'ambasciata d'Italia in Grecia, ad Atene, oltre che sul nostro territorio. Tutto questo mi ha permesso di mettere in moto dei meccanismi di comprensione dei progetti
Oggi è molto importante sapere progettare e saper presentare i progetti, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo. Quindi una forte esperienza in questo senso è molto utile. Bene, io ringrazio Dino Cernoia, gli ho rubato un po' di tempo, ma era Per carità, è stato importante un sentire piacere. È stato un quando sai, piacere rivederci certo, online, come si dice, o in in onda, è attesa di sempre un poterci vedere piacere. vis-à-vis, come direbbe qualcuno. Però venite a trovarmi a Villa De Claricini che vi offro un buon bicchiere di vino. Bene, e tu sai che noi siamo di quelli del buon bicchiere di vino, ecco, il Sì, resto sì, li sì, lasciamo sì. agli altri. Senti, Sicuramente io ti ringrazio. e potrete Prego. così conoscere da vicino questo stupendo patrimonio che ci è stato dato in eredità. Bene, io ringrazio Dino Cernoia per la partecipazione che ci ha raccontato insomma in questi 20 minuti quello che è Villa De Claricini a pochi passi da Cividale, tra Udine e Cividale a pochi passi, insomma immersa nel verde e le montagne sono lì, insomma si respira a Friuli a 360 gradi, questa è una cosa importante. Grazie ancora Dino e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Bene, per quanto ci riguarda invece con i nostri amici alla Visione all'Ascolto, abbiamo appuntamento più tardi, poco prima delle 17, per la terza edizione del pomeriggio informativo con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Grazie ancora per la Visione all'Ascolto e come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.